marzo dello scorso anno i coniugi Bonafede Lancieri furono arrestati dal ROS a Campobello di Mazzara, accusati di essere stati i vivandieri del boss Matteo Messina Denaro. Oggi il GUP di Palermo ha condannato a 13 anni e 4 mesi in abbreviato per concorso esterno in un'associazione mafiosa Lorena Lancieri. Alla donna, legata sentimentalmente al capomafia, era stato contestato inizialmente il favoreggiamento. Nel corso delle indagini l'accusa però è stata modificata. A 6 anni e 8 mesi è stato condannato invece il marito Emanuele Bonafede, imputato di favoreggiamento e procurato in osservanza della pena. I due coniugi avrebbero accolto e accudito nella loro casa a Campobello di Mazzara l'allora latitante Matteo Messina Denaro, deceduto lo scorso 25 settembre mentre era ricercato. I due furono arrestati con l'accusa di aver ospitato più volte a casa il latitante a pranzo e a cena. Una telecamera installata presso un negozio aveva ripreso infatti Messina Denaro che entrava e usciva dall'abitazione dei coniugi Bonafede e Lancieri mentre loro a turno controllavano la strada. Dopo l'arresto del latitante, la coppia si era presentata ai carabinieri dicendo di essere rimasti sorpresi nel vedere Matteo Messina Denaro in TV. Avevano raccontato che erano convinti che si chiamasse Francesco Salsi e di essere un medico in pensione, e di tanto in tanto veniva a casa loro a pranzare. Lorena Lancieri però sapeva bene che quello del medico Salsi era l'alias del boss, tanto che in un pizzino dove si firmava La tua diletta gli scrive: sei un grande, anche se non fossi MD, averti conosciuto è un privilegio, peccato per chi non ha potuto. Un centinaio di persone si sono radunate per partecipare alla marcia di solidarietà e di riflessione a seguito dell'omicidio delle due donne rumene a Naro, Delia Zarnisco e Maria Rus, uccise da un connazionale lo scorso 5 gennaio nelle loro abitazioni nel centro storico della città del Barocco. Tanti naresi e altrettanti connazionali delle vittime hanno raggiunto piazza Cesare Battisti, innanzi alla chiesa di Sant'Erasmo, per un momento di raccoglimento e di preghiera. Presenti anche i familiari delle due donne barbaramente assassinate. Non lo posso perdonare, va, mi dispiace. No. Perché non mi darò pace fino a quando lui non avrà quella, come dire, quella condanna fino a quando... No, non lo perdono. Anche che sua mamma si è fermata, ha chiesto scusa per lui, ha detto mi dispiace, mica è colpa di sua mamma, non le ha detto sua mamma vai a ammazzare quella, giusto? Però perdono no. Poi si sono incamminati in silenzio verso i luoghi degli efferati delitti in via Vinci e vicolo Avenia, distanti tra essi poco meno di 200 metri. Ed ecco perché il sindaco Grazia Brandara, che ha promosso l'iniziativa, l'ha intitolata La Marcia dei 200 Passi. Le due case sono state omaggiate simbolicamente con dei fiori. Stop alla violenza. Non è più pensabile che continuiamo a piangere le morti di donne assassinate in questo modo soprattutto. Che vedete, sì, femminicidi ne sentiamo tanti, molti ci sono stati delle situazioni veramente brutte, qua ne abbiamo avuto 2 nella stessa notte. Dopo la marcia dei 200 passi sono adesso attesi i funerali che si terranno in giorni e luoghi diversi. Sabato pomeriggio nella chiesa di Sant'Erasmo saranno celebrati quelli di Delia Zarnisco, che era cattolica. La salma della donna sarà tumulata nel cimitero di Naro. Lunedì pomeriggio invece nella casa del commiato Ferraro sarà reso l'ultimo saluto, secondo il rito ortodosso, all'altra romena assassinata, Maria Rus, che sarà poi sepolta in Romania. Per entrambi i giorni a Naro sarà lutto cittadino. Nessun sequestro di persona, Matteo Salvini si difende e fa muro. Il leader della Lega, vice premier, è imputato nel processo Open Arms per sequestro di persona e rifiuto d'atti d'ufficio e per aver impedito, quando era ministro dell'interno, lo sbarco dei migranti salvati dalla nave dell'ONG spagnola. Salvini si difende e oggi nel corso della sua deposizione in udienza nell'aula Bunchia del carcere Luciardone ribadisce: ma che sequestro di persona, ha detto, si faceva prima la redistribuzione in Europa e poi lo sbarco era una modalità operativa adottata dai governi Conte 1 e 2, sempre garantendo la sicurezza delle vite umane e puntando al coinvolgimento delle istituzioni europee. La mia posizione era condivisa a livello politico e istituzionale. Quella sulle politiche migratorie tra il 2018 e il 2019 era un'operatività condivisa dall'intero governo, ha detto Salvini durante le dichiarazioni spontanee. Prima dell'udienza, Oscar Camps, fondatore di Open Arms, parlando con i giornalisti invece ha detto: da questo processo mi aspetto giustizia. Oggi declara Salvini?
Siamo qui davanti all'aula bunker a Palermo per il processo contro Matteo Salvini, che oggi farà delle dichiarazioni. Tutto l'ex governo ha dichiarato e constatato che fu una sua decisione personale di infliggere questo castigo a 160 persone, privandole di assistenza necessaria e tenendole in mare. Aspettiamo di sentire la sua versione, già sappiamo che il governo non sostenne la sua decisione e che fu una sua decisione personale. 60 persone durante 20 giorni. No? Salvini nel corso dell'udienza ha anche detto: non ho mai vietato lo sbarco di un minore in 631 sbarchi durante il mio mandato di ministro dell'interno. La competenza sullo stato di salute era di altri e in quel caso abbiamo concesso lo sbarco dei minori una volta nominati tutori. L'uomo che riuscì a far sedere al tavolo degli ultimi a Palermo Papa Francesco, ma anche cardinali e arcivescovi. L'uomo che piegò le fredde logiche della pubblica amministrazione alle esigenze dei senza tetto, dei senza cibo. Così lo ricorda la città di Palermo nel giorno del primo anno senza Fratel Biagio. La città, le istituzioni, la Chiesa oggi ricordano quell'uomo fiero e generoso che ha immolato la propria esistenza agli ultimi. Primo anniversario della nascita in cielo di Fratel Biagio lo hanno chiamato. Da 3 giorni proliferano le iniziative della presentazione del libro Posso chiamarti fratello, che ne racconta la vita, fino alla realizzazione di un murales, il secondo dedicato a lui, passando per lo speciale annullo postale. Fratel Biagio manca, come ricorda Riccardo Rossi della missione Speranza e Carità. Tantissimo, però mi ha insegnato tante cose, quindi tra cui che è fondante, per esempio, l'ubbidienza a chi è il nostro superiore. Noi dobbiamo agire con amore e non rispondere col male. La giornata culmina nella chiesa, casa di preghiera per tutti i popoli, proprio in via Decollati, la missione di Biagio Conte, con la celebrazione eucaristica presieduta dall'arcivescovo di Palermo, Corrado Lorefice, con la partecipazione degli arcivescovi e dei vescovi di tutta la Sicilia. 5 incursioni vandaliche in 6 mesi, le ultime 2 in appena 10 giorni e che arrivano dopo il raid incendiario alla Vitaliano Brancati di Catania. Il 2024 si apre all'insegna della distruzione anche alla Campanella Sturzo di Librino, dove ignoti hanno nuovamente preso di mira il polo dell'infanzia di Viale Castagnola. Questa volta sono entrati dal tetto, hanno utilizzato una transenna come scala per poi sfondare la porta di una delle classi che naturalmente sono state messe a soqquadro. 7 in tutto le aule visitate dai balordi e 7 le aule rimaste inevitabilmente senza riscaldamento. Si ruba per pochi euro, magari per rivendere il rame dell'impianto di climatizzazione, e così si lasciano al freddo alunni, insegnanti e personale scolastico. Dobbiamo trovare una soluzione, la soluzione non è rimontare subito i climatizzatori, ma trovare una soluzione insieme con la città, col sindaco, affinché questi atti non avvengano più, perché è solo ed esclusivamente un bene per chi ruba sostituire il climatizzatore diventato. Nell'immediato quale potrebbe essere la soluzione? Bisogna aumentare un presidio qui all'interno della zona e chiedere alla cittadinanza, per bene, che ce n'è veramente tanto a quel Librino, di dare una mano, un contributo e segnalare quando si vede qualche malvivente che entra in queste scuole. Assessore, perché a Librino vengono depredate le scuole? Questo me lo chiedo anche io. E prosegue la DAD alla Vitaliano Brancati, che, se non ci saranno intoppi, riaprirà lunedì mattina. Intanto è stata anche danneggiata la bacheca antistante la parrocchia Padre Pio di San Giorgio, un altro vile gesto che lascia attonita la comunità. Tra ZTL ancora da mettere in funzione, già vandalizzata, e la cronica carenza di vigili urbani, Catania fa i conti con la sosta selvaggia, un male incurabile che non si riesce a debellare. Forse manca il pugno duro, ovvero le sanzioni agli automobilisti indisciplinati. Di sicuro scarseggia il senso civico, visto che molti catanesi continuano a non rispettare le regole, in questo caso del codice stradale. Dall'anarchia in via Santa Sofia, con gravi criticità davanti al pronto soccorso del Policlinico, al nuovo Garibaldi di Nesima, il quadro è simile e al tempo stesso desolante. Quella che vedete è una colonna di auto, tutte rigorosamente in sosta vietata e tutte parcheggiate sotto i cartelli di divieto di sosta e fermata. Segnaletica pressoché inutile, con il passaggio pedonale inutilizzabile perché invaso dalle auto, mentre chi deve muoversi a piedi ha solo una soluzione: passare tra i mezzi in transito, con il rischio di essere investiti o comunque di intralciare una viabilità già di per sé caotica.
Eppure ci troviamo davanti all'ingresso principale di una nota struttura ospedaliera, ma chi deve garantire i controlli non lo fa in maniera adeguata o non lo fa proprio. A microfoni spenti abbiamo sentito diversi operatori dell'ospedale che ci confermano di non aver mai visto un presidio dei vigili urbani. La conferma arriva dall'elevato numero di auto in divieto di sosta. Evidentemente da queste parti le multe sono davvero un optional. Non solo una legge per l'assunzione diretta degli orfani di femminicidio e delle donne segnate da menomazioni permanenti a seguito di un'aggressione di questa natura. La regione siciliana mette in campo 1 milione di euro in più nella lotta alla violenza di genere. In attesa che la norma sulle assunzioni diventi legge e poi passi il vaglio di legittimità costituzionale dove potrebbe arenarsi, la Sicilia mette in campo altre risorse, queste certamente coerenti con l'obiettivo. Ma anche se aumentate, le risorse restano comunque poca cosa. Poco meno di 2,5 milioni di euro in tutto. Tra queste quasi 1 milione di euro in più destinato ai centri antiviolenza e alle case rifugio. Il budget iniziale previsto dal governo nel testo esitato dalla Giunta nel novembre scorso era invariato rispetto al 2023, poco meno di 1,5 milioni di euro ai comuni che a loro volta si occupano poi di trasferirli ai centri antiviolenza e alle case in cui le donne vittime di violenza di genere possono abitare insieme ai figli per sfuggire a quelle violenze. In aula questo budget è stato aumentato di 1 milione di euro. Resta invariata invece la disponibilità economica per il cosiddetto reddito di libertà, un sussidio riconosciuto alle vittime per 1 anno per dar loro il tempo di rimettersi in piedi dopo una violenza o dopo aver abbandonato un marito o un compagno violento. Il reddito di libertà introdotto durante il Covid viene garantito dallo Stato anche nel 2024 e la Regione integra le risorse in alcuni casi. Qualcosa si muove nella lotta alla violenza di genere, ma forse non sempre nella direzione giusta. Quella che vedete è la nuova sala ibrida, tra le pochissime in Italia all'interno di un blocco operatorio, ed è pronta ad accogliere i pazienti dell'ospedale San Marco di Catania. Grande 80 metri quadri, attrezzata con dispositivi di ultima generazione, dal braccio robotico all'angiografo biplano al tomografo TC portatile, consentirà maggiore precisione e minori tempi di intervento. Questa tipologia di sala è la tipologia probabilmente di sala del futuro. Studiata per affrontare in un'unica sede interventi rischiosi e organizzata secondo un modello innovativo polifunzionale che unisce attività endovascolari a quelle chirurgiche. La percezione delle immagini stesse determina una maggiore sicurezza nella procedura, una maggiore definizione e quindi un minor rischio per il paziente. Quello che vedete è un braccio robotico che viene collegato a un sistema di neuronavigazione guidato da sistemi ottici. Il vantaggio è quello di ridurre, di rendere questo tipo di chirurgia quasi infallibile. Aumenta in modo esponenziale la sicurezza per il paziente, ma cosa ancora più importante, aumenta la sicurezza sia per il paziente sia per l'equipe operatoria, perché di fatto si aboliscono le radiazioni. Ma la sala ibrida non è l'unica novità ad alta tecnologia arrivata qui al San Marco. La risonanza magnetica 3 Tesla è una delle apparecchiature più performanti che esistono in Italia ed è 1,5 volte superiore alla risonanza che tutti conoscono. Capacità di indagine sulle cose spaziale e temporale che migliora la qualità dell'immagine, la risposta in termini clinico-diagnostici. Da una settimana nella morsa del maltempo, il nuovo anno in Sicilia è iniziato così. Il generale inverno è arrivato nell'isola dove fino a Santo Stefano c'era chi andava al mare. Non pochi i danni causati dal forte vento, dalla tromba d'aria dell'Epifania a Siracusa agli alberi caduti in diverse zone della regione. La pioggia ad intermittenza ha causato allagamenti, soprattutto nel catanese e nel messinese. Giorni di duro lavoro, quindi, per i vigili del fuoco impegnati su più fronti. A confermare l'arrivo dell'inverno è anche il termometro. Nel giro di pochi giorni le temperature sono scese in picchiata. Sui rilievi è arrivata la neve, qui siamo sull'Etna, e nelle aule il gelo. Sì, proprio così. A Palermo soltanto una scuola su 3 ha un impianto di riscaldamento adeguato. Così, come ogni anno, tornano le proteste degli studenti. Secondo gli esperti bisognerà coprirsi ancora per un po'. Già da questo fine settimana dovrebbe tornare il sole e nei prossimi giorni le temperature potrebbero superare i 20 gradi.
Messina è una delle 10 mete turistiche da non perdere nel 2024. A dirlo è il portale Visit Italy, primo canale di promozione turistica indipendente dell'Italia nel mondo, unica località siciliana inserita in questa speciale graduatoria che sta facendo il giro del web. Col Messina anche la calabrese Tropea e località come Courmayeur, Maranello, Mantova, Bari o l'isola di Sant'Antioco. Per Messina, definita porta della Sicilia, spiegano come negli ultimi anni abbia seguito un percorso di promozione del territorio particolarmente efficace attraverso lo sviluppo di meeting dedicati per presentarsi agli operatori internazionali del settore, ma anche implementando la propria presenza online con un portale che racconta gli itinerari e le esperienze che i visitatori possono vivere in città. Questo è un grande motivo, credo, di orgoglio, che paga un lavoro che parte da non molto lontano, dal 2019 di fatto, rispetto al fatto che la nostra città merita, e questo lo stiamo vedendo giorno per giorno, di salire agli onori della cronaca per un comparto che è quello del turismo, che mai in tanti anni era stato valutato come è stato valutato in questi ultimi anni. E quindi i luoghi dalla cattedrale all'orologio astronomico, il belvedere di Cristo Re, i dintorni tra chiese, palazzi e spiagge, ma adesso tocca ai messinesi. Noi stiamo impegnandoci in tutti i modi per renderla pulita sicuramente, rispettosa delle regole, e la stiamo tra virgolette rendendo perché già era pronta a essere città turistica. A tutti i miei concittadini chiedo quello che chiedo da 1 anno e mezzo, cioè il rispetto della cosa pubblica. Se tutti noi riusciamo davvero a fare quel piccolo diciamo così, il lavoro che ci compete, mantenendo la nostra città pulita, senza doppie file, senza creare quei piccoli disservizi giornalieri, probabilmente sarebbe una città ancora migliore di come già lo è. Nello spogliatoio del Catania è tempo di saluti. Dopo Deli, andata alla Casertana, altri 2 hanno lasciato la maglia rossa-azzurra nella mattinata di oggi. Filippo Lorenzini è un nuovo giocatore del Novara di Pietro Lomonaco. Col Catania ha conquistato la promozione in Serie C e sommato complessivamente 47 presenze. Per lui cessione a titolo definitivo. Va in prestito al Fiorenzuolo invece il difensore Mattia Maffei. In entrata per il momento è tutto fermo in attesa di altre uscite, ma la sensazione è che la rivoluzione non sia finita e sono pronti ad arrivare Tello, Gucer e Frigerio. Intanto però Lucarelli potrà contare sui 7 nuovi arrivati sinora e sulle loro motivazioni. Portano entusiasmo sicuramente e poi perché sono giocatori sul quale puntiamo per poter costruire un qualcosa che, come vi ho detto, dovrà arrivare entro X tempo. Per quello che offre il mercato di gennaio sicuramente sono i migliori profili che siamo riusciti a far muovere. Lucarelli ha anche chiarito come ancora non sono tutti pronti per essere gettati subito nella mischia. Sul fronte mercato, tutto fermo anche a Messina dopo gli arrivi di Rosafio, Zona e Piana. Adesso l'obiettivo è di inserirli nello scacchiere di Giacomo Modica. A Palermo invece c'è un'idea per l'attacco nata dopo un incontro tra il direttore sportivo Rinaudo e il dirigente dello Spezia Edoardo Macia. L'ipotesi è quella di uno scambio con Verde in Rosanere e Soleri ai Liguri. Sul giocatore ci sarebbe anche il Cagliari, intenzionato a sciogliere le riserve solo nell'ultima settimana, e su Soleri ci sono anche altri club, tra cui Pisa, Brescia e Modena.